Senti 1, 2, 3. Moglie e marito friulani sono stati denunciati dai carabinieri per estorsione, avevano filmato in una videochat erotica un uomo di Cremone e lo ricattavano chiedendogli soldi per non diffondere le immagini in rete. 3 violinisti russi sono stati esclusi dal concorso Lipizzer di Gorizia. La decisione ha scatenato le polemiche di una delle concorrenti non ammesse della politica locale. L'associazione si difende e non siamo i primi a farlo. L'antitrust ha multato diverse aziende per opacità nei contratti proposti per luce e gas, 2 milioni di sanzioni a Blue Energy, consumatori attivi, mette in guardia gli utenti, leggete bene le carte, mai accettare offerte al telefono. Celebrati oggi attuali, spicca la frazione di Comeglians, i funerali di Don Pierluigi di Piazza, centinaia di persone all'ultimo saluto, ora è sepolto accanto alla Madre Maria e al Padre Tranquillo. Sport regionale, in lutto per la scomparsa 85 anni di Faustino Anzil, decano dei preparatori atletici, ha allenato generazioni di atleti e portato i migliori fino alle Olimpiadi. Da assessore allo sport promosse la nascita del Palendor. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione serale di Telefriuli. Come avete sentito anche dei titoli in apertura, la cronaca, una coppia di friulani, marito e moglie, è stata denunciata per estorsione dai carabinieri. Dopo aver raggirato un uomo di Cremona, riprendendolo in una videochat seminudo, lo ricattava per non pubblicare in rete il filmato, chiedendogli denaro, servizio. Fuori i soldi o il video erotico finisce sul web. Questo è il tenore delle minacce che una coppia di friulani, marito e moglie, ha indirizzato a un cittadino di Cremona dopo averlo fatto cadere in una trappola estorsiva a sfondo sessuale che è costata all'uomo 300 euro e diverse notti insonni, passate prima di andare dai carabinieri e denunciare tutto. La vittima ha raccontato agli uomini dell'Arma di aver ricevuto sul suo account social una richiesta di amicizia da una donna, la quale successivamente gli ha proposto di installare una specifica app di videochat, facendosi poi trovare in abbigliamento intimo e chiedendo al nuovo amico di spogliarsi. Dopo alcuni approcci, l'uomo è stato ricontattato dalla friulana con la richiesta di soldi per non diffondere il filmato in internet. La vittima del raggiro ha pagato una prima volta 300 euro, ma alla nuova richiesta di denaro è andato a denunciare l'inganno. Le indagini, condotte attraverso il numero di telefono con cui era stato contattato e il numero della carta PostePay, hanno permesso alle forze dell'ordine di risalire fino in Friuli, individuando marito e moglie che adesso dovranno rispondere di estorsione. Per arrestarla hanno dovuto usare il taser. La donna aveva aggredito l'ex compagna e minacciato le forze dell'ordine. Sentiamo. Non è passato molto tempo da quando il taser è stato dato in dotazione alle forze dell'ordine in regione e ieri sera è stato utilizzato a Udine per arrestare una donna. Protagonista della vicenda è una 36enne, originaria dell'Ecuador e residente a Treviso, accusata di aver aggredito l'ex compagna e di aver minacciato i carabinieri e i poliziotti intervenuti per sedare la lite tra le due. Tutto è accaduto in via Cividale. Le due donne hanno cominciato a litigare, poi la 36enne è uscita di casa. Per poter rientrare ha cercato di utilizzare il suo mazzo di chiavi, ma la serratura era stata bloccata. Così, stando alle accuse, ha rotto il vetro della finestra del bagno e si è introdotta nell'abitazione dell'ex, per poi metterle le mani al collo e morsicarle il braccio sinistro. Il tutto davanti alla figlia minorenne della padrona di casa. Non paga, all'arrivo degli agenti e dei militari dell'Arma, li ha minacciati brandendo 2 grossi frammenti di vetro impugnati con le mani insanguinate e dicendo loro di essere sieropositivi. Al primo momento utile un poliziotto ha usato la pistola elettrica, poi i carabinieri hanno immobilizzato la donna. L'arresto della straniera, difesa dall'avvocato Alessandro Calienno, è stato convalidato stamani per direttissima dal giudice Rossella Miele, che ha disposto il divieto di dimora nel comune di Udine. Concluso ieri, dopo 8 ore, il sopralluogo nell'appartamento di Lauretta Toffoli, uccisa in via della Valle a Udine. Nei prossimi giorni gli uomini della scientifica passeranno a setaccio anche l'appartamento dell'iniziato dell'omicidio, ovvero Vincenzo Paglialonga. Gli agenti della Polizia Scientifica di Padova torneranno a Udine nei prossimi giorni per completare i sopralluoghi in via della Valle. Ieri l'attività si è concentrata in particolare nell'appartamento di Lauretta Toffoli, la 74enne uccisa 11 giorni fa. Gli specialisti hanno lavorato solo qui per 8 ore. Dopo il sopralluogo, ieri mattina, nella stanza di Manuel Mason, il figlio della donna ospitato in una struttura protetta, la scientifica è entrata nella casa della vittima a mezzogiorno per uscirne poco dopo le 20. Per
completare l'attività, il personale di Padova deve ancora passare al setaccio l'appartamento di Vincenzo Paglialonga, il vicino di casa di Lauretta Toffoli, indiziato dell'omicidio. Ieri, a casa della vittima, gli investigatori hanno rilevato che l'assassino ha cercato di cancellare le proprie tracce, pulendo i pavimenti delle stanze dal sangue della vittima, ma senza completare il lavoro. Hanno anche rovistato nelle camere, lasciando il contenuto di armadi e cassetti dappertutto. Diverso materiale è stato sequestrato, compresi vestiti e tessuti, forse utilizzati dall'omicida per pulire l'appartamento. Ai sopralluoghi hanno partecipato anche l'esperto di scena del crimine Eddie Sanson e la criminologa Linda Pontoni, consulenti dell'avvocato difensore di Paglialonga Pier Giorgio Bertoli e l'avvocato Lorenzo Reyes, legale di Manuel Mason. Voltiamo ora a pagina. Esplode il caso a Gorizia per l'esclusione di 3 violinisti russi dal concorso internazionale di violino Rodolfo Lipitzer. Non si tratta di una discriminazione delle persone, spiega il presidente dell'associazione, ma abbiamo seguito gli esempi di altre competizioni internazionali. Però una delle concorrenti non l'ha presa bene. Sentiamo. Esclusi perché russi. Non succede in una competizione sportiva ma culturale. Al centro del caso, che sta avendo riflessi nazionali, è la 41esima edizione della competizione per violinisti Rodolfo Lipitzer a Gorizia, i cui organizzatori tramite raccomandata hanno deciso di eliminare dalla gara 3 artisti in quanto di nazionalità russa. Una decisione mal digerita da uno dei 3 concorrenti al concorso in programma dal 2 al 11 settembre, ovvero Lidia Kocharian, che su Facebook si è sfogata. Uno sfogo che sta facendo il giro del web e che ha raccolto anche la solidarietà da parte di qualche politico come la senatrice del PD Tatiana Rojc. Stupisce e addolora profondamente, scrive la deputata, che proprio a Gorizia si sia scelto di distinguere gli artisti tra degni e indegni solo sulla base del luogo di nascita o dell'appartenenza nazionale. Confido in un loro pensamento. Non ho mai avuto dubbi da scegliere da che parte stare, dice Rojc. Ho detto con chiarezza che bisogna aiutare gli ucraini aggrediti, ma sono pure convinta che le espressioni artistiche e la musica in particolare vadano protette il più possibile dall'intrusione della guerra. Interpellato al telefono, il presidente dell'associazione Lorenzo Qualli si dice amareggiato per l'accaduto, ma giustifica la decisione portando in numerosi casi di esclusione di atleti, ma anche di artisti russi, dalle competizioni internazionali. Non si tratta di discriminazione nei confronti delle persone, precisa Qualli, ma in attesa che venga ristabilita la pace e finisca la guerra ci atteniamo agli esempi di chi ci ha preceduto e ci auguriamo di accogliere i 3 violinisti alla prossima edizione. Nel frattempo, conclude Qualli, abbiamo informato gli artisti che restituiremo la quota di iscrizione al concorso. Voltiamo pagina, parliamo della maxi multa per un totale di 4 milioni di euro da parte dell'antitrust a 4 società che operano nel mercato libero dell'energia. La metà delle sanzioni è a carico della friulana Blue Energy, che sta valutando l'impugnazione. Scarsa trasparenza nei documenti contrattuali e pubblicitari. La friulana Blue Energy è stata sanzionata dall'Authority per 2 milioni di euro. L'azienda sta valutando la possibile impugnazione. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato per 4 milioni complessivi 4 società per condotte ingannevoli, omissive e mancanza di trasparenza in merito all'indicazione dei costi di fornitura dell'energia elettrica e del gas nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura. La friulana Blue Energy è quella colpita più duramente. La multa di 2 milioni, pari alla metà delle sanzioni comminate. Nel mirino dell'Authority sono finite anche la cagliaritana IO Energia, 148.000 euro, la torinese U-Broker, 1.880.000 euro e Visite, l'operatore nazionale con sede in provincia di Mantova, 100.000 euro. Nel mirino del garante, dopo le segnalazioni dei consumatori, è finita la documentazione contrattuale e promozionale delle offerte commerciali proposte dagli operatori in questione. Sono così emerse importanti criticità e una generale ingannevolezza e omissione di informazioni su alcune componenti del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. In molti casi, segnala l'autorità, risultava omessa l'indicazione del valore degli oneri di commercializzazione che rappresentano una parte essenziale del prezzo della fornitura per il consumatore e dei ricavi delle imprese. Pronta la replica di Blue Energy Group, la quale ha fatto sapere a Telefriuli che sta procedendo ad un'attenta analisi dei contenuti del provvedimento adottato dall'Authority per valutarne l'eventuale impugnazione. Preme ribadire, sottolinea l'azienda, che anche in questa fase, nelle more della decisione di impugnare il provvedimento, Blue Energy presenterà la massima attenzione ai rilievi formulati dall'autorità, con l'obiettivo di salvaguardare gli interessi dei propri clienti e dell'azienda.
E sull'opacità dei contratti di luce e gas nel mercato libero interviene Consumatori Attivi, che mette in guardia gli utenti, invitandoli a leggere bene le carte e a non accettare mai contratti al telefono. Ci troviamo veramente a vivere una giungla di proposte commerciali sempre più difficili anche da interpretare, e proprio su questo sta il punto anche della sanzione dell'antitrust nei confronti di Blue Energy, l'opacità della bolletta e dei costi che poi il consumatore si trova a pagare. Massima attenzione da parte dei consumatori alle prese con proposte e offerte nel mercato dell'energia. Leggere la documentazione e saperla interpretare è fondamentale. Questo è il momento anche peggiore per andare a fare delle scelte affrettate, nel senso che abbiamo dei prezzi dell'energia che si stanno muovendo, quindi coloro che hanno magari dei contratti con tariffe bloccate è bene che li tengano. E purtroppo abbiamo avuto anche tantissimi casi di consumatori che a un certo punto si sono trovati senza il fornitore dell'energia elettrica, perché il fornitore si è trovato a non riuscire più a sostenere i costi della fornitura che aveva promesso. Quanto alle telefonate che propongono miracolosi tagli in bolletta, il messaggio di Consumatori Attivi è chiaro. È bene avere sempre un contratto alla mano, quindi un documento scritto che possiamo leggere attentamente e confrontare anche nelle condizioni economiche. Sappiamo benissimo che questi call center stanno diventando sempre più aggressivi anche verbalmente nelle telefonate, torturando la gente a ogni ora, quindi nel momento in cui riceviamo una telefonata riattaccate. Tutto posticipato nella vicenda giudiziaria dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank. Il TAR del Lazio ha rinviato la decisione sulla sospensiva, mentre Consob e MEF si sono costituiti in giudizio contro la banca friulana che li chiamava in causa. L'offerta pubblica prosegue regolarmente e si chiuderà venerdì. Nulla di fatto per il ricorso presentato dall'attuale CDA di Civibank al Tribunale Amministrativo del Lazio, con il quale chiedeva l'illegittimità dell'OPA lanciata da Sparcasse sull'Istituto Friulano, segnalando la violazione di Fondazione Sparcasse, che detiene la maggioranza della banca altoatesina, della legge Amato. L'udienza era fissata per oggi. In apertura della Camera di Consiglio, il collegio della seconda sezione del TAR del Lazio si è dichiarato non competente, ha disposto la cancellazione della causa dal proprio ruolo e la sua rimessione al presidente del TAR, che potrebbe assegnarla ad altra sezione, la seconda quater. Tutto rinviato a data da destinarsi, quindi. Sparcasse, che ha sempre giudicato infondato il ricorso, rende noto attraverso una nota che tanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze quanto Consob, pubbliche amministrazioni contro cui Civibank ha promosso la sua iniziativa, si sono regolarmente costituite in giudizio, rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza. L'OPA, le cui adesioni termineranno il 20 maggio e che hanno visto salire Cari Bolzano a quasi il 70% del capitale sociale di Civibank, va dunque regolarmente avanti. Nessun rischio, nemmeno per l'assemblea dei soci, fissata per il 25 maggio, con la quale sarà rinnovato il consiglio di amministrazione. Resta in piedi anche un altro ricorso di Civibank al Tribunale dell'Unione Europea, che non ha ancora calendarizzato la questione. Il Comune di Udine conferma le agevolazioni rispetto alla tassa per i rifiuti per i commercianti nel 2022, attingendo dalle proprie casse 1.600.000 euro per garantire un sostegno al tessuto economico cittadino. Le risorse derivano dall'avanzo di bilancio criticato a suo tempo dalle opposizioni. Le tariffe domestiche invece aumenteranno mediamente di 40 centesimi al mese. Possiamo dire, se mi è consentito, che praticamente non le tocchiamo le tasche dei contribuenti di Udine, perché l'incremento delle tariffe sia per le domestiche sia per le non domestiche è veramente minimo, nel senso che sta addirittura al di sotto dell'inflazione programmata. Di solito si prende come termine di riferimento una famiglia di 3 persone che vive in un immobile di 100 metri quadri. Allora, rispetto al 2021 questa famiglia avrà un incremento di 5 euro in totale in un anno. L'incremento generale delle tariffe è del 3,6. Le tariffe derivano da un piano economico finanziario che arriva direttamente dalla USIR. L'unica cosa che il Comune può fare è tariffare, tra virgolette, e eventualmente applicare agevolazioni, e questo abbiamo fatto. Abbiamo inserito 1,6 milioni di risorse comunali per l'abbattimento appunto della Tari. A Udine è in arrivo la costituzione del distretto del commercio. Oltre allo sviluppo delle attività economiche punterà anche alla riqualificazione urbana. Lunedì nel Salone del Popolo di Palazzo d'Aronco sarà siglato l'accordo per la creazione del tavolo distrettuale del commercio, rivolto alla costituzione del distretto del commercio di Udine. Al tavolo saranno chiamati rappresentanti del mondo del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
fra i progetti che verranno portati avanti poi da un manager di distretto che verrà incaricato, ci sono progetti infrastrutturali che naturalmente riguardano quindi anche l'arredo urbano, il verde, la forestazione urbana, ma anche processi che riguardano la digitalizzazione, che è un argomento di particolare importanza visto lo sviluppo dell'e-commerce, in cui magari trovano difficoltà le piccole imprese, quindi è previsto un supporto da parte delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti e soprattutto una progettualità che preveda anche una formazione per gli operatori. Voltiamo pagina. Celebrati oggi a Tualis, piccola frazione di Comeglians, i funerali di Don Pierluigi di Piazza. Centinaia di persone all'ultimo saluto, ora è sepolto accanto alla madre Maria e al padre Tranquillo. Sentiamo. Ha fatto una lunga strada ricca, senza mai risparmiare il suo paese, la sua chiesa. Non era abbastanza grande la piccola chiesa di Tualis per accogliere le centinaia di persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Don Pierluigi di Piazza, natio della piccola frazione di Comeglians e sede dell'ultimo viaggio terreno del prete degli ultimi. Lì infatti, per sua volontà, è stato sepolto accanto alla mamma Maria e al papà Tranquillo. E la cerimonia è stata un lungo e commosso ricordo di quanto fatto in vita, a partire dalle letture scelte, le prime lette proprio da Don Pierluigi nella prima messa della chiesetta di Tualis. E poi il saluto degli amici di una vita, a partire da Don Franco Saccavini, accanto a lui in tutte le attività dei preti di frontiera, e da Suor Marina, che ora avrà l'arduo compito di proseguire le attività del Centro Balducci, fino ad arrivare a Vito, il fratello, e a Laura, la nipote, che gli è stata accanto fino all'ultimo. A celebrare la messa è stato Don Guido, che prima ha fatto fermare il carro funebre davanti alla casa della famiglia di Piazza, a pochi metri dalla chiesa, e poi ha accompagnato Don Pierluigi nell'ultimo viaggio fino al piccolo cimitero. E a Don Pierluigi di Piazza sarà dedicata la puntata di Elettroshock di questa sera. In diretta alle 21 saranno proposti i ricordi, gli aneddoti degli amici più cari, delle persone che hanno condiviso con lui ideali e battaglie, ma anche di parrocchiani e cittadini che in questi giorni lo hanno salutato a Zugliano e a Tualis. Sarà possibile condividere ricordi, pensieri e riflessioni inviandole tramite WhatsApp o con un SMS al numero 345 9956 897. Lutto nella chiesa udinese per la scomparsa di Don Luigi Zuliani. Il parroco originario di Bressa di Campoformido il prossimo 21 giugno avrebbe compiuto 94 anni, classe 1928. Don Luigi Zuliani fu ordinato sacerdote nel 1959 per la famiglia religiosa dei Salesiani di Don Bosco. Per lunghi anni fu un missionario in Cina e Hong Kong, terre da cui rientrò in Friuli soltanto nel 1978. Poco dopo fu nominato parroco di Vissandone, incarico che svolse fino al 1983. Divenne poi vicario parrocchiale della cattedrale udinese di Santa Maria Annunziata, contemporaneamente all'incarico di cappellano ospedaliero all'Istituto Gervasutta di Udine. I funerali saranno celebrati venerdì 20 maggio a Bressa. Il mondo dello sport friulano è in lutto. Si è spento questa mattina il professor Faustino Anzil, classe 1937, era da tempo malato. Era il decano dei preparatori atletici regionali e uno dei principali artefici del boom di diverse discipline e altrettanti campioni. Importanti i suoi trascorsi anche nel mondo del calcio. Il ricordo di due tra gli atleti che lo hanno allevato, ovvero Massimo Di Giorgio e Enzo Del Forno. Oggi una parte fondamentale della mia vita sportiva è più povera. Il professor Anzil è andato avanti, ma vive in me con i suoi insegnamenti per la vita, oltre allo sport. Ciao prof, ti porto nel cuore. Lo scrive Massimo Di Giorgio, presidente della FIDAL regionale, tra i migliori esponenti della scuola udinese dell'Alto. Accanto alle parole una foto del 1978. Anzil ha covacciato vicino a Bruno Bruni con il gruppo Salti in raduno a San Diego. A crescere con Faustino Anzil, dal quale aveva preso il testimone la presidenza del gruppo Azzurri d'Italia di Udine, Enzo Del Forno, che abbiamo incontrato al Bernes. Questo palazzetto è stata una sua idea, una sua creazione, diciamo, quando allora era assessore allo sport nel comune di Udine. Prima si lavorava
al campo scuola di Paderno e io stesso da lì, seguito da lui, ho mosso i primi passi, i primi salti. Poi lui mi ha accompagnato in diverse occasioni, anche durante le Olimpiadi di Monaco del 72, e non sono stato l'unico atleta che lui ha saputo far crescere. Ha lasciato un segno tangibile all'atletica friulana e anche all'atletica nazionale, perché lui è stato anche durante le Olimpiadi del 76, le Olimpiadi di Montreal, seguiva la squadra dei saltatori in alto. Era una persona sempre stata attiva, piena di motivazioni, piena di pensieri nuovi, di energie, e quindi a noi manca anche questa persona che ci ha saputo prima indirizzare, ma poi anche per dare ottimi consigli. Mobilitazione davanti al CRO di Aviano. Oltre 100 precari della ricerca hanno protestato questa mattina davanti al centro di riferimento oncologico. Chiedono la stabilizzazione del personale e prospettive di lavoro degne. Mobilitazione del personale della ricerca. Questa mattina precari della piramide e borsisti hanno protestato all'esterno del CRO di Aviano. Chiedono di reclutare nuovi giovani con una prospettiva di lavoro degna, stabilizzare il personale precario, definire la dotazione organica e istituire la dirigenza sanitaria della ricerca, riconoscendo il giusto valore della laurea e del dottorato. Oltre un centinaio i precari del CRO che da anni chiedono una stabilizzazione. Questa protesta ha una doppia valenza, sia a livello nazionale, che stiamo cercando di risolvere in tutta Italia, cercando di stabilizzare i precari della piramide, la famosa piramide, che hanno un contratto di 5 anni più 5 senza avere una certezza del futuro. A livello locale c'è il problema di dover assumere nuovi ricercatori, perché non è pensabile avere ancora borsisti all'interno dell'istituto. La protesta di oggi è un momento ulteriore di sensibilizzare l'opinione pubblica che senza una ricerca pubblica non c'è futuro per la sanità. Le voci della mobilitazione di questa mattina arriveranno fino a Roma. I tempi sono maturi, il Covid è passato, quindi riprendiamo i lavori e diamo dignità alla ricerca, cosa fondamentale. Molti sono andati via, chi all'estero, chi magari ha cambiato completamente lavoro. La ricerca è fondamentale, perché se c'è la cura vuol dire che c'è la ricerca. E il vicepresidente della Giunta regionale Riccardo Riccardi esprime solidarietà nei confronti del personale precario della sanità pubblica, ma lancia un chiaro messaggio: la Regione nulla può fare se le norme non vengono prima modificate a Roma. Clima frizzantino nella sanità pubblica regionale, mentre i segretari Tommaso Bigliani della Fesla e Nicola Dalmagro della Nidil hanno annunciato l'arrivo di un'indennità pari a 792 euro per ciascun lavoratore somministrato del comparto in forza del 1 maggio del 2021, quindi in piena pandemia, le tensioni non mancano. Il vicepresidente della Giunta regionale Riccardi però non ci sta a finire nel tritacarne. Il problema è che tutte queste materie che riguardano il personale sono di competenza dello Stato. Quindi io mi sento di essere solidale con questa posizione dei precari, ma fino a quando non ci sono le condizioni che devono essere rimosse dallo Stato, che riguardano complessivamente il tema del personale, è evidente che le regioni pigliano i colpi di responsabilità che non hanno. Ci sono tutta una serie di misure che devono modificare delle regole che oggi non ci consentono di poter intervenire secondo una gran parte di osservazioni che vengono fatte. Chiara l'invettiva nei confronti di qualche deputato. Se i parlamentari facessero il loro lavoro, probabilmente noi avremmo la capacità di rimuovere queste cose. Siccome vedo l'eco di qualche parlamentare che ha qualche consigliere regionale di opposizione che magari vivono in famiglia per risolvere queste cose, se non sono capaci di scrivere queste cose magari li aiutiamo. I dati della pandemia della nostra regione: 585 nuovi casi, 3 decessi di una persona di Trieste, 2 di Pordenone, 2 ricoveri in terapia intensiva, mentre 141 in altri reparti. Nel dettaglio 4.176 tamponi, 179 nuovi contagi, 2.893 i test rapidi antigenici, 406 i casi. Abolire l'uso della mascherina in classe nell'ultima settimana di scuola. La richiesta di abolizione è motivata come gesto liberatorio è partito da un genitore residente a Trieste che ha lanciato una raccolta firme attraverso la piattaforma change.org.
In poche ore la petizione sta rimbalzando online raccogliendo riscontri positivi. Facciamo un regalo ai nostri figli, scrive il proponente delle motivazioni. Dallo scorso 1° maggio l'obbligo della mascherina è stato revocato in tutti gli ambienti al chiuso. A scuola però si è preferito mantenerlo per minimizzare il rischio di focolai. Giunti alla fine dell'anno, i nostri figli si meritano un piccolo ma significativo gesto, prosegue il padre del minore. Festeggia il suo compleanno, si ubriaca e poi mette a soqquadro Piazza 20 Settembre e Piazzale Ellero dei Mille a Pordenone. Gli agenti della polizia locale sono riusciti a individuare uno dei vandali che la notte tra il 15 e il 16 gennaio ha danneggiato un bar, biciclette, veicoli, monopattini elettrici e la pista di pattinaggio. Dalle immagini esaminate è emerso come un minorenne avesse preso 2 monopattini elettrici per poi gettarli nella pista di ghiaccio, buttando a terra una lastra in plexiglass di un bar, trascinando dei velocipedi sulla sede stradale, sferrando un calcio a un veicolo. 20 euro oggi, 40 il giorno dopo. Credeva di farla franca sottraendo piccole somme di denaro. Proprio quegli ammanchi continui e iterati hanno insospettito il proprietario di un'abitazione, un ultrasettantenne che si faceva aiutare da una donna per le pulizie di casa e per alcuni servizi come manicure, barba e capelli. A denunciare, a seguito della denuncia dell'uomo, i carabinieri di Muggia hanno tratto in arresto in flagranza di reato la sua operatrice domestica di 59 anni, una triestina già conosciuta dalle forze dell'ordine. E chiudiamo questa pagina dedicata alla cronaca con un quartetto di ragazzi che è stato tratto in salvo nel primo pomeriggio di oggi a Porto Buso, nella laguna di Grado. Un lato del loro gommone si era infatti squarciato e stava affondando. La situazione era critica, ma a favore dei giovani ha sorriso il destino. A poche miglia di distanza, infatti, erano presenti i vigili del fuoco di Gorizia, impegnati in acqua per prendere parte a un corso regionale di patenti nautiche, e così i 4 ragazzi sono stati raggiunti e trasbordati a bordo delle imbarcazioni da soccorso. Dal 9 giugno si potrà tornare, previa prenotazione, alla piscina esterna delle Palamostre. Da quest'anno si potrà anche usufruire nuovamente dei gradoni inibiti al pubblico per 2 anni a causa del Covid. La piscina esterna del Palamostre riaprirà il 9 giugno e rimarrà in funzione fino al 4 settembre, a meno che non ci siano impreviste o nuove disposizioni legate all'epidemia da Covid. L'accesso all'impianto natatorio è consentito al massimo a 400 persone contemporaneamente, il doppio rispetto al periodo pandemico. La capienza massima della vasca olimpionica sarà di 210 persone, del vaschino ludico di 40 e delle gradonate di 200. Il doppio turno è stato eliminato, di conseguenza l'orario sarà 8:15, 10:15 per quanto riguarda le attività sportive agonistiche, dalle 10:30 fino alle 19 per quanto concerne il pubblico e dalle 19:15 fino alle 20:30 nuovamente per le società agonistiche. Ci sono ancora purtroppo delle limitazioni, obbligano a far prenotare per accedere all'impianto in maniera tale che evitano accalcamenti all'interno degli ingressi e purtroppo abbiamo ancora dei limiti legati all'utilizzo dello spogliatoio che rimane, diciamo, contingentato. Venerdì è stato proclamato lo sciopero generale da parte delle sigle sindacali autonome contro le politiche economiche del governo e le scelte legate alla guerra in Ucraina. Siamo le uniche opposizioni alle politiche del governo, che viene definito quello dei migliori. Le sigle sindacali di Cobas, USB e USI hanno voluto raccontare i motivi che li hanno spinti a proclamare lo sciopero generale di venerdì prossimo, quando tutti i comparti incroceranno le braccia, ed è previsto anche un presidio in piazza della Borsa a Trieste dalle 10:30. Lo sciopero dei sindacati autonomi è contro l'invio delle armi in Ucraina e l'aumento delle spese militari, una scelta secondo i sindacati che andrà a discapito dell'aumento delle spese sociali e dei salari, impedendo quello che potrebbe essere il ripristino della scala mobile. Secondo Sasha Colautti delle USB, Daniele Antoni dei Cobas Gorizia e Mario Verzagnassi di USI, in questa fase servirebbe un reddito di base per tutti, mentre la vera guerra da combattere è quella dei morti sul lavoro. Non è mancato poi un attacco ai sindacati confederali appiattiti sulle politiche del governo e per questo molti iscritti a CGIL, CISL e UIL aderiranno allo sciopero. È stato poi posto un focus sulla scuola, dove servono investimenti sia sulle strutture che sul personale in un paese, l'Italia, che conta su una percentuale di analfabeti funzionali del 28% secondo i dati OCSE del 2019, a cui va aggiunto un altro 22% che comprende solo i testi brevi. Non ci sono altre notizie, tra pochi minuti il nostro notiziario sportivo, a me non resta che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione e augurarvi buona serata a tutti.